Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita. La partita in questione è stata giocata pochi giorni fa a Belgrado, quindi capitale della Serbia, dove in questi giorni si sta giocando un torneo valido per norma di grande maestro, quindi sono tutti giocatori professionisti, coloro che stanno partecipando a questa competizione con l'unico obiettivo di conquistare una norma. La giocatrice con il bianco si chiama Giovanna Eric, una giocatrice con circa 2300 punti, mentre il suo avversario è un noto grande maestro serbo molto quotato, in questo istante gioca con 2500 punti, però qualche anno fa era prossimo ai 2600. Il suo nome è Branko Damljanovic. La partita inizia così, quindi un normalissimo sviluppo e dopo cavallo C3, tra le tante possibilità del nero c'è una famosissima cavallo F6 che rientra in un'apertura nota e conosciuta come 4 cavalli, dato che effettivamente sia il bianco che il nero hanno sviluppato i rispettivi cavalli. La partita è continuata con un'altra sequenza di mosse. In questa posizione il nero, probabilmente anche un po' per sorprendere la preparazione scacchistica dell'avversario, ha giocato una linea minore, ha giocato questa mossa G6 che ovviamente non rientra tra le principali. Il bianco continua in modo molto lineare, alfiere C4, con l'idea, chissà futura, di portare un cavallo in G5, quindi coordinarlo con l'alfiere per attaccare il punto F7 che sta lì sempre sotto pressione dai pezzi bianchi. La partita continua, alfiere G7 e a questo punto dopo barocco corto arriva la mossa D6. Ok, avete visto parecchie frecce. Una delle idee del nero è senz'altro alfiere G4, creando ovvi problemi sulla diagonale dove incontrerà il cavallo bianco dietro il quale c'è la donna, la cui idea potrebbe essere anche aggiungere un'idea tattica, e quindi l'alfiere vuole andare in G4 sostenendo il salto del cavallo nero anche lui in avanti, in questo caso in D4, creando ovvi problemi contro l'arrocco bianco. Quindi H3 è una mossa abbastanza logica ed effettivamente la mossa proposta in partita. H6 la mossa del nero, e questa mossa vi dico che è molto particolare perché ha due idee. Una è evidente e quindi anche come prima dicevamo il bianco vuole attaccare F7 e quindi una mossa come H6 impedisce che il cavallo bianco riesca a saltare in avanti. L'altra mossa, cioè o meglio l'altro piano, l'altra idea non è così evidente ma è molto affascinante, e questo è stato uno dei motivi per cui ho deciso di commentare proprio questa partita. A 3 per il bianco, mossa naturale, cavallo F6. L'idea potrebbe essere cercare di arroccare, ma in realtà l'idea di Branko Damljanovic era tutt'altra. Quindi di 3 per il bianco, cavallo H7, secondo movimento consecutivo di cavallo, ma il cavallo non si ferma lì perché arriva un terzo movimento consecutivo. Quindi questo cavallo ha fatto effettivamente queste 3 mosse consecutive e di per sé in apertura dovremmo cercare di evitare di muovere lo stesso pezzo più volte. Eppure questo cavallo in G5 già sta creando dei problemi. Il cavallo arrivato in G5 in coordinazione con l'alfiere punta quel pedone H3. Scusate, in altri video commentavo che fin quando un giocatore ha l'iniziativa potrebbe anche sacrificare un pezzo, quindi un alfiere o un cavallo per 2 pedoni, purché riesca a mantenere l'iniziativa. Quindi un sacrificio in H3 effettivamente metterà il re bianco in una condizione molto facile da attaccare, quindi bisogna fare attenzione da bianco. Il bianco ha deciso di eliminare il cavallo nero e dopo la cattura l'idea del nero è continuare questa avanzata. Quindi se io da bianco facessi una mossa lenta come questa, effettivamente già G4 potrebbe creare dei problemi, perché dopo la cattura arriva la donna con una torre che non è mai stata mossa, ma effettivamente aumenta il controllo sulla colonna. In partita diciamo che dopo la cattura in G5 è arrivato a Don F3 perché il bianco ovviamente non si vuole soltanto difendere, ma vuole anche cercare di attaccare e di avere un po' di controgioco, quindi i due pezzi si coordinano contro F7. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Mattoscacco. Una mossa come F6, che di fatto è più una mossa difensiva che altro, potrebbe andare incontro a una contromossa come alfiere G5, coordinando i suoi pezzi, quindi alfiere e donna sulla casa bianca F7, ma in realtà l'unica condizione per cui questa cattura funzioni
è effettivamente se poi il nero cattura, perché se io catturo mi prendo matto, ma se non catturo e ti attacco la donna, effettivamente la donna dovrà andare via e a quel punto, quando la donna va via, catturerò l'alfiere senza alcun problema. Quindi in partita, tuttavia, ad ogni modo è stata fatta una mossa ancora più offensiva, quale F5, e le minacce sono tante. Le minacce aumentano perché si vuole fare G4, si vuole fare F4. Il re del bianco è in quella posizione ed effettivamente è una posizione molto strana perché il bianco è riuscito a, diciamo, a rispettare i 3 principi dell'apertura, quindi conquistare il centro, sviluppare i pezzi, mettere il re al sicuro, però nonostante abbia messo il re al sicuro, quindi il re del bianco è stato arroccato ma il re del nero è ancora al centro, sembrerebbe che qui effettivamente il nero riesca ad attaccarlo. La partita continua in questo modo e quindi è avvenuto un cambio. Donna D5 in coordinazione con l'alfiere, ci riproviamo, vogliamo dare matto in F7, ma donna F6 neutralizza tutto. A questo punto è il momento di cercare di trovare un modo per avanzare questi pedoni. Cavallo B5 è una mossa dovuta, una mossa abbastanza concreta, voglio creare un doppio C7, ma dopo re D8 effettivamente il nero, nonostante resti con il re al centro, tiene tutto sotto controllo e occhio perché il nero è pronto ad avanzare i suoi pedoni. Ok, piccolo problema tecnico, ma torniamo subito alla partita. La partita dunque è andata così, quindi il cavallo è andato in avanti, il re in D8 per difendere, il cavallo bianco ha deciso di tornare indietro, ma adesso è il momento di portare i pedoni in avanti. Arriva F4, attacco l'alfiere si sposta, arriva a G4 e qui è già un problema perché effettivamente se il bianco non cattura, e chi cattura sarà il nero, e quando il nero cattura ovviamente avrà successivi temi di matto. Quindi il bianco ha deciso di catturare cercando poi di reggere e di arginare l'attacco avversario, ma dopo donna H4 si minaccia matto. E come possiamo difenderlo? Non posso muovere il pedone G perché non aiuta chiaramente nella difesa, non posso muovere la torre altrimenti seguirà il matto in una. L'unico modo per difendere è cercare di fare F3. F3 giocata, alfiere F6, mossa interessante e furba perché adesso anche l'alfiere vuole posizionarsi in G3 per cercare di sostenere l'attacco del nero. La partita continua, D4 e tentativo di apertura della posizione per cercare un controgioco, ma il nero lo cattura e a questo punto dopo alfiere per F4 sempre con l'idea di creare un po' di controgioco, un po' di tattica, in realtà è tardi perché adesso arriva la cattura in F4, G5 intermedia, vogliamo allontanare questo alfiere, più che altro voglio da bianco semplificare un po' per poi provare a mantenere una situazione complicata, una situazione di squilibrio. La partita continua, donna H2 e dopo re F2 si rientra in una combinazione di matto. Donna G3 scacco molto bella perché il re è costretto nuovamente a tornare indietro, ma a questo punto è tardi perché arriva l'alfiere bianco e si dice che quest'alfiere, cioè quando il bianco magari cerca di portare i suoi pedoni, quando il nero cerca di portare i suoi pedoni contro l'arrocco bianco, un po' come nell'apertura estindiana, l'alfiere di case bianche si dice che si muove soltanto quando è pronto a sostenere l'attacco per dar matto, ed effettivamente quest'alfiere va in H3, la minaccia di matto esiste, è concreta, torre F2 difende, e qui vi chiederei di interrompere il video se volete cercare il matto. Non so se avete interrotto il video, comunque il matto effettivamente esiste e la sequenza che porta al matto, la sequenza vincente, anche giocata in partita dal fortissimo grande maestro Branko Damjanovic, è stata questa. Alfiere 6, attacco alla donna, che si sposta, ok, in partita è stato deciso di giocare fino al matto, quindi questo alfiere è stato catturato soltanto per una questione sportiva, o riconosco che il mio avversario è stato così forte e così bravo che accetto il fatto che mi dia matto. Quindi donna H2, donna H1, matto sulla scacchiera, il nero vince. Rivediamo un po' la partita dall'inizio. Quindi questa qui è stata un'apertura 4 cavalli dove poi il nero devia sin dall'inizio giocando G6 e a questo punto il nero decide di giocare nuovamente mosse particolari un po' fuori dagli schemi, giocando questa manovra molto affascinante in cui decide di muovere per ben 3 volte il suo cavallo all'interno della scacchiera. A questo punto non resta altro al bianco che cambiarlo, e dopo queste semplificazioni non resta quindi al nero l'idea di portare i suoi pedoni in avanti. Cavallo B5 è stato un buon tentativo, va bene, si minaccia il doppio in C7, quindi re D8
argina questo attacco, e qui è un po' tardi perché i pezzi del nero sono già tutti coordinati tra loro per attaccare. La partita dunque si conclude con questo molto bello matto che si crea, quindi questa coordinazione dove anche l'alfiere bianco diventa protagonista, e dopo torre F2 il matto è esattamente quello che abbiamo visto prima. Sacrificio di alfiere, donna H2 scacco, era obbligato ad andare in F1, donna H1 scacco matto. Spero che questa partita vi sia piaciuta, come sempre nella descrizione del video trovate maggiori informazioni, tra cui il link all'ICES. Per chi non lo trova, semplicemente andate sull'ICES, sezione studi, scrivete matto scacco e troverete subito il link. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!